9:32 minuti più o meno, e ovviamente noi siamo qui per attendere le vostre telefonate, i vostri messaggi, per fare le domande al sindaco, ma questa sera il sindaco non è potuto venire per una indisposizione, però abbiamo il vice sindaco Andrea Micarizzi, che lo saluto. Buonasera vice sindaco. Buonasera, buonasera. Grazie a tutti. di essere con noi. Vi ricordo i numeri subito per interagire con noi: 049 80 777 53 per le telefonate, 345 33 41171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com per le email, e in più potete anche mandare i messaggi sulla piattaforma di Facebook, alla pagina di iReporter, potete anche lì fare delle richieste al vice sindaco. Come va? Comincio sempre così una chiacchierata quando viene il sindaco, quando viene lei. La prima domanda ormai è consuetudine, il come va è un come va generale. Bene, bene, dai, ci stiamo avvicinando alle feste e quindi questo insomma... Dove va a Natale di bello? Resto a casa, spero di passare un po' di tempo con la mia famiglia, con mia figlia soprattutto, che ha 4 anni e mezzo, e ogni tanto insomma arrivo tardi a casa perché magari la riunione la sera... Ha preso i regalini per Natale? Certo, sì, abbiamo scritto la lettera, perché Anita scrive ancora la lettera a Babbo Natale, è passato l'elfo a prendere la lettera e quindi adesso sta aspettando. E quindi adesso c'è il tempo dovuto, burocratico, perché arrivano. Vabbè, detto questo, le leggo già, vice sindaco, una considerazione di un cittadino arrabbiato. Sì. Buonasera sindaco, la scrive al sindaco, ovviamente in questo caso risponde lei, e complimenti per la sua visione futura della città. Il problema è il presente, con un servizio trasporti indecente, corse bus che saltano, mancanza di autisti, mezzi a certe ore vergognosamente stracolmi. Vogliamo poi parlare della sanità che tanto vantate a Padova per chi non si può permettere i costi privati, e potrei continuare: alberi che cadono pericolosamente in strada. Che città è oggi Padova, a parte gli spot fatti bene, specchietto per la lodore? Saluti da Enrico. Ovviamente abbiamo il suo numero e tutto, e ha messo un po' tanta carne al fuoco in questa email, dagli autisti alla sanità, agli alberi che cadono. Sacrosante queste, come dire, anche esternazioni, quando ti danno sempre una misura. È vero, Padova è una città che ha servizi e, come dire, movimentazione, che deve avere un servizio di trasporto pubblico migliore di quello che ha, anche per ridurre il traffico. Il sindaco non ha... Poi, scusi Micarizzi, perché poi giustamente richiedete di usare meno la macchina, però ci vogliono i trasporti perché accada questo. Io sono uno di quelli che pensa che un comune può dire al cittadino di usare, allora lo deve sempre dire che la macchina, come dire, va utilizzata il meno possibile, ma quando fa iniziative che poi ti danno delle cose alternative, cioè quando investi su ciclabili e quando investi sul trasporto pubblico. Allora e noi dobbiamo far di più dico che siamo bravini, adesso non è che è tutto perfetto sulle ciclabili, perché i dati Istat ci danno sempre tra le città con il maggior numero di piste ciclabili, di chilometri pro capite, insomma per cittadino. Dobbiamo migliorare sul trasporto pubblico. Il sindaco non ha mancato mai di battere i pugni anche nell'interlocuzione con Bus Italia, perché ci sono stati effettivamente, il cittadino rileva delle mancanze sulle quali stiamo lavorando, dobbiamo lavorare di più su alcuni disservizi. Noi abbiamo un grande progetto su questo, a proposito della città del futuro, che è quello delle 2 linee di tram, che saranno, come dire, un... Sì, però io capisco i progetti, capisco tutto quello che succederà, ma oggi l'esigenza è oggi, e quindi oggi c'è da sistemare una situazione che, a detta di qualche cittadino, insomma una situazione un po', diciamolo, precaria, usiamo questo termine, ecco. Quindi come si può correggerla oggi? Perché giustamente se lei mi dice fra 5 anni avremo il tram, la seconda, la terza, la quarta linea. Oggi nell'investimento del rapporto con Bus Italia, che è il nostro gestore, noi abbiamo da cosa deriva questo problema di autisti e anche di servizi? Da un problema drammatico economico che deriva dagli anni che abbiamo passato. È importante qui riuscire a mettere risorse per ristorare, perché quando c'è stato il Covid, una del settore che è andato in crisi sono stati i trasporti pubblici, perché la gente non si muoveva più.
e le aziende sono rimaste, come dire, cioè non è che si sono cancellate e hanno chiuso, sono rimaste aperte. Io confido sul fatto che il governo mantenga gli impegni nel ristoro che è stato promesso per le aziende di trasporto pubblico, perché hanno sofferto tragicamente, e i servizi tu li aumenti se aumenti le risorse, perché vuol dire più mezzi, più autisti. Noi oggi usciamo in questo settore da una situazione di deficit, mentre invece l'altro aspetto, quello delle ciclabili, lì il governo ha dato invece una grande spinta, tant'è che stiamo realizzando molti interventi. È vero che la bicicletta non può essere sempre un'alternativa all'autobus, perché risponde alle esigenze di altri tipi di movimenti, però diciamo, se individuiamo in questi due assi l'intervento che può consentire all'amministratore di dire usate meno la macchina, usate di più mezzi alternativi, ecco, sulla bicicletta le risorse sono arrivate, gli interventi si stanno facendo, sul trasporto pubblico servono maggiori risorse. Ecco, ma facciamo un'ipotesi, Michalizzi, questi soldi non arrivano, cosa succede? Perché il pane si fa con la farina che hai. Lei sa meglio di me, perché è da tanti anni che è nel sistema, la burocrazia, la politica, il cambio di governo può ritardare ovviamente l'arrivo del denaro che era stato magari promesso con ovviamente il governo precedente, e quindi? Io sono per avere sempre un atteggiamento di verità e mai promettere cose che non si possono fare. Preferisco che uno si arrabbi con me perché gli dico di no e non perché gli ho detto una bugia. Quindi io non posso uscire dal ragionamento per cui i servizi si fanno con i soldi. Se non ci sono i servizi non ci sono i soldi. Con un calo di soldi, di risorse, calano anche i servizi. È su questo che dobbiamo fare fronte comune con il governo e con la regione. E il comune mette e però quindi il tema è ognuno fa il pane con la farina che ha. No, tutto giusto, però non posso dire che ho più con poca farina faccio tanto pane. No, ma le fa onore questo, Michalizzi, ci mancherebbe, però è il problema comunque da cercare di risolverlo con quello che si ha in casa, cioè trovare una soluzione, perché altrimenti davvero, le faccio un esempio, una cosa che non mi è piaciuta, è stato venerdì, non vorrei sbagliare il giorno e chiedo venia se è questo, c'era lo sciopero degli autobus, c'era la giornata dei scioperi e c'erano ovviamente delle macchine zona Pontecorvo, zona parcheggiate non molto bene ovviamente, ma c'era una ressa, un traffico indescrivibile e c'erano puntualmente i vigili a dare la multa, e mi sono detto e ho chiesto anche come proprio oggi che c'è questo qui, un po' ci poteva anche chiudere un po' un occhio, perché dico va bene prendere soldi, però un po' un occhio, Michalizzi, si poteva anche chiudere lì. Invece i vigili giustamente davano le multe correttamente dove c'era necessità di darle, però tenendo presente che c'era lo sciopero, tenendo presente che pioveva, tenendo presente che tutti dovevano spostarsi con le proprie automobili, un occhio delle volte si può anche chiudere, c'è anche il buon senso nella vita. Sì, poi le sollecitazioni che abbiamo sono perché non mettete le multe. Però quel giorno, insomma, ho capito, però quel giorno lì, insomma, lei non so se io vorrei vivere in una città in cui no, ma il problema, Michalizzi, che non si vive in una città, si vive in questa città, è una città a problematiche, indubbiamente. È chiaro che nell'amministrare diventa terribilmente difficile, sono d'accordo con lei, anzi sono anche dell'idea che state operando molto bene, però ci sono delle cose, sono delle piccolezze che vanno un attimino. È vero comunque che quando piove, un po' che il buon senso, quando piove emerge, come dire, questa. No, ma c'era anche lo sciopero. Poi lo sciopero ha messo il carico e quindi siamo andati. Carico. Non so se lei ha girato, non so, da qui, da dove siamo noi, andare dall'altra parte della città, un'ora e mezza. Poi Pontecorvo ha avuto anche, perché è capitato il giorno di pioggia, lo sciopero, e su Pontecorvo abbiamo dovuto liberare una strada completamente perché dobbiamo riasfaltare un pezzo di via Manzoni, che stiamo finendo dei lavori. Tanto meglio. E quindi in effetti in quei giorni là sono venuti anche a mancare dei posti auto ma tanto meglio, quindi è stato un concentrato, come dire, di tanto meglio, di situazioni. Tanto meglio, dico, si può fare. Però cioè,
Nel contingente sono d'accordo sul ragionamento, bisogna investire sul trasporto pubblico, il tram è una prospettiva, adesso noi dobbiamo da una parte trovare il miglior rapporto con l'azienda, anche con i sindacati e la società, in modo tale che situazioni anche di difficoltà interna non producono disservizi. Lo sciopero è una come dire, manifestazione legittima che evidenzia però una situazione di sofferenza, un disagio di un'azienda, è un diritto dei lavoratori, diventa un disagio dell'utenza. Ma io capisco, se io parcheggio male è giusto che venga sanzionato e non c'è ombra di dubbio. Ho detto solo quel giorno lì perché era un giorno particolare, un po' l'amministrazione doveva chiudere un po' l'occhio, ecco, tutto qui era perché era una giornata un po' particolare, però non l'ha fatto e quindi sono pioppate e arrivate molte multe. E senti, invece sulla sanità, dove il comune non è responsabile perché la sanità è gran parte, anzi è totalmente della regione, e lì c'è un bel problemino, pronti soccorsi pieni, gente che aspetta ore e ore, e non so l'amministrazione cosa può fare in merito a questo. C'è una situazione sanitaria davvero molto ma molto complicata. Però non credo sia responsabilità sul vostra, micro, no, abbiamo tanti accordi con l'UE-USL, io sono assessore al patrimonio e abbiamo degli accordi con le USL dove noi mettiamo a disposizione degli spazi nei quartieri perché si costituiscano dei presidi medici di base. Localizzati, quindi presidi con medici che sono molto utilizzati, dove li abbiamo. Me ne viene in mente uno alla Guizza, è un locale del comune di Padova, dove lì i medici danno un servizio. Sì, no, ma io parlo dell'ospedale dove io credo che è che non volevo parlarle prima dell'obiettivo lontano, perché sennò poi lei mi diceva giustamente e adesso... L'obiettivo è quello lì, cioè l'obiettivo oggi delle email che ci arrivano è ovviamente il pronto soccorso all'ospedale, dove nella sanità qui a Padova non è una situazione florida, ma presumo e credo che il comune... Il nuovo ospedale serve a questo e sì, il comune... però credo il comune sia minor responsabile, che sia un problema della però regione. abbiamo avuto un ruolo proattivo nella costruzione della soluzione dell'ospedale a Padova Est, cioè abbiamo, come dire, lavorato, però lì appunto, infatti per quello lo volevo dire dopo. Vabbè, faccio ora morire lì, mica ma per quello ho parlato prima dei presidi locali, che invece sono una cosa che si possono fare. Però fra 8-9 anni... Però lo vogliamo dire una cosa bella, l'altro giorno ero, a proposito di mia figlia, con mia figlia al Canta Natale. È stata una manifestazione straordinaria dove c'erano più di 3.000 persone, che la facciamo da qualche anno e voglio ringraziare gli organizzatori. Siamo partiti dal portello, siamo arrivati davanti a pediatria e l'atto simbolico è cantare delle canzoni di Natale davanti a pediatria, un pensiero per i bambini che sono ricoverati in questo periodo di feste. Oggi il Canta Natale di quest'anno è stato fatto con i cantieri avviati della nuova pediatria, e questo è un segnale, come dire, ovviamente di lungo respiro, ma di grande concretezza. Lei farà una stima e una simpatia nei suoi confronti, farà una grande carriera politica, perché evita tutte le domande più no, allora me la faccia la domanda. No, la domanda era pronto soccorso, la gente va, trova un pronto soccorso stracarico, molti anche bambini che sono stati colpiti da questa influenza e bronchite, che ha riempito ovviamente anche i reparti. La domanda mia è: il comune è responsabile o no di questo? No. Oppure... Ma perfetto, è un problema della regione, quindi quando avremo ospite nella trasmissione del primo Sito del Parla Ranzani lo chiederemo a loro, tutto qui, insomma, certo. Mi sembrava ovvio, perché era la richiesta poi tra l'altro anche delle email. Poi vengo con gli alberi. Con gli alberi, ha ragione, è sempre anche lì. Allora, c'è da dire una cosa, non per incolpare qualcun altro: quei 2 alberi che sono caduti non erano alberi di proprietà del comune di Padova, quindi in gestione al comune, ma di un privato proprietario. Quindi è responsabile il privato? Proprietario dell'area. Ma il tema vale uguale, perché è capitato anche al comune che in occasioni di temporali qualche albero schianti a terra. Noi abbiamo fatto una politica molto spinta da questo punto di vista, piantando tantissimi alberi. Serve al contempo un'azione di monitoraggio continuo, e non è sempre facile scovare, come dire, la fragilità dell'albero, perché
c'è un tema di sicurezza che è fondamentale. Tutti vogliamo una città più verde, con tanti alberi, dobbiamo farlo con una gestione che consente un forte numero di impianti e una gestione delle criticità e della sicurezza ottimale, perché siamo sempre più sottoposti a fenomeni temporaleschi caratterizzati da grande vento. I cambiamenti climatici ci portano sempre più temporali con forti raffiche di vento. È cambiato un po' il clima anche da questo punto di vista qui. Dobbiamo difenderci, perché il forte vento porta più schianti e infatti ogni volta che c'è un grosso temporale, specie nella stagione, come dire, buona per i temporali, abbiamo episodi di schianti. Senta, in questo caso, anche perché per rendere a conoscenza, ovviamente i vari danni devono pagare i proprietari di quegli alberi. Sì, se si riconosce, come dire, la cattiva, uso questo termine, perdoni, penso che nessuno, sì, però cattiva gestione, sì. Ma se per esempio io ho un albero, Michalizzi, le chiedo anche perché non lo so, il mio albero è di buona, è sano, non è un albero ammalato, e viene un tempo, come ha fatto riferimento prima lei, e cade l'albero, ovviamente sono sempre comunque io responsabile, giusto che è nella mia proprietà. Sì, se si dimostra, per esempio, io ho fatto l'assessore al verde, quindi alcuni episodi li ho visti da vicino. No, per saperlo ho capito, perché io ho un albero bello grande ed è sano, però santo Dio, se cade perché viene una folata, un vento pazzesco, responsabile. In quel caso è una questione, una partita più, come dire, di gestione assicurativa. Mentre se siamo di fronte ad una situazione in cui l'albero che è caduto si vede che aveva delle che era malato, insomma, degrado a quel punto allora è una cattiva gestione. Per esempio, quando capita, la prima cosa che si fa vedere, siccome gli alberi del comune sono tutti controllati, si va a vedere quando è stato fatto l'ultimo controllo su quell'albero e che cosa ha detto. Se l'ultimo controllo di quell'albero era albero in perfetta salute, il gestore, in questo caso il comune, diciamo, non ha colpe, c'è stato un forte vento che ha sradicato un albero oppure una situazione che si è creata. L'assicurazione? E dipende poi, insomma, è una partita più assicurativa, adesso poi bisogna capire anche quelle. No, dico, non voglio fare la parte dell'assicuratore. Se mi cade l'albero. Se invece si dimostra che quell'albero, l'ultima perizia è stata fatta, diceva che l'albero era messo male, che bisognava intervenire, allora quello è del comune. Sempre per capire, perché poi la pubblicità. Se invece cade l'albero che è sano, no, del comune, oppure mio, cade l'albero del comune per una strada che è sano, è stata l'ultima perizia, dato per sano, cade per un forte vento, chi paga i danni se cade sulla mia macchina? No, a quel punto non è responsabilità del gestore, del comune, ma è un fatto, come dire, eccezionale. Sì. E quindi paga l'assicurazione? Sì, vorrei, adesso non so se faccio un paragone forte, alla grandine, io ho la macchina che è crivellata dall'ultima grandinata. Sì, se io pago l'assicurazione, io non ce l'ho contro la grandine e perdo tutto. Magari con gli eventi, sì, esatto. Cioè, non so, il comune è assicurato su queste cose, voglio dire, questa è la domanda che ne faccio. Noi abbiamo un'assicurazione, perfetto, però non è che paga l'assicurazione del comune se... Cioè, se è del comune... Insomma, è un fatto assicurativo, non voglio fare l'esperto di polizia, adesso mi sto addentrando... Casomai me lo dirà la prossima volta. Cioè, volevo sapere, l'albero del comune mi cade ed è un albero sano, quindi... è un fatto assicurativo e lì si deve capire se paga l'assicurazione di quello colpito o l'assicurazione del proprietario dell'albero. Se l'albero invece non è sano, paga il comune. Su questo non c'è ombra di dubbio. Se non è sano, paga il comune. Paga il comune l'assicurazione che ha, è meglio quasi, però è responsabile il comune. È responsabile. Andiamo in pubblicità, poi ci sono i messaggi per il vice sindaco Michalizzi.